Sono tornati nella chiesa di San Zaccaria a conclusione di un restauro iniziato nel 2013. Tre politici che dalla metà del XV secolo andarono a sormontare l'altare maggiore e i due altari laterali della cappella di Sant'Arasio, un imponente complesso opera di Giovanni d'Alemagna e di Antonio Vivarini, tra i massimi esponenti del tardo gotico veneziano e capostipite di una celebre bottega di pittori di Murano. Hanno un valore inestimabile in quanto fanno parte di una progettualità intenzionale della badessa Elena Foscari che negli anni 40 del 400 ha inteso chiamare i maggiori artisti all'epoca disponibili per decorare questa che è diventata la Cappella di Sant'Arasio. Il restauro integrale di questo gioiello artistico è cominciato dal polittico di Santa Sabina, per poi proseguire su quello del Corpo di Cristo e concentrarsi infine sul polittico della Vergine, sull'altare centrale. Abbiamo scoperto che una parte delle tavole avevano delle ridipinture, alcune di esse erano ridipinture antiche e storicizzate di inizio Ottocento molto belle ed erano collocate laddove di fatto si era persa materia originaria e quindi le abbiamo lasciate. Interventi più recenti che invece erano realizzati più grossolanamente abbiamo deciso di rimuoverli e abbiamo ovviamente laddove sotto abbiamo ritrovato poi invece parte della materia originaria. Vicinissima alla Basilica di San Marco e custode del più importante patrimonio di reliquie di Venezia, la chiesa di San Zaccaria era di fatto considerata una sorta di seconda cappella dogale, metà di visite e processioni che coinvolgevano gli stessi dogi. Abbiamo veramente, come in questo caso, l'immagine restituita di una chiesa che era la chiesa precedente alla chiesa di San Zaccaria che oggi conosciamo, ma che di fatto era già di suo ricchissima dal punto di vista sia del valore artistico che del valore iconografico e devozionale.